Ciao bambini, ciao mamme e ciao papà, come state? È da un po' che non ci vediamo, vero? Attenti, attenti, dobbiamo parlare sottovoce perché la mamma non ci deve sentire. Domenica è la festa della mamma e dobbiamo fargli un regalino, un pensierino, cosa dite? Guardate, magari con la nonna o il nonno o il papà o la sorellina, potete fargli una sorpresa. Io ho disegnato per voi un cuoricino con su scritto "Ti voglio bene, mamma". Vi fate aiutare a disegnare il cuore. Poi prendete la colla, ne mettete tanta, così. Poi io ho tagliato per voi dei pezzettini di carta rossa. Potete anche trovare, magari ritagliare delle figure dal giornale, prendere del cartoncino rosso, quello che avete, insomma, dei pezzettini di plastica rossa e poi andate a metterli sopra il vostro cuore e schiacciate bene con le manine. Schiacciate, schiacciate, schiacciate. Ne mettete ancora un po' e schiaccio, schiaccio, fino a riempirlo tutto quanto. Guardate. E otterrete un bellissimo cuore da dare alla vostra mamma. Un'altra cosa che potete fare, guardate un po' cosa ho preparato per voi, potete prendere i nostri famosi tappi, che sicuramente la mamma ce li ha da qualche parte, oppure una spugnetta. Dividete il foglio di carta, lo dividete a metà, guardate, e poi fate tanti bei stampini, guardate, fate tanti bei cerchietti. Potete farli tutti rossi, se volete fare un mazzo di fiori rossi, un mazzo di rose, come sto facendo io. Guardate. Oppure potete usare anche altri colori, il giallo, il rosa, e fate un bel mazzo di fiori tutti colorati. Attenti, 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 Lo riempite tutto, 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 tutto. Poi lo aprite e magari qui vi fate aiutare dal papà o dalla sorellina. Aspettate che lo giro per comodità e fate tutti quanti i gambi dei fiori. Guardate, lo riempite tutto di gambi. Prima ve l'ho già preparato guardate. Il risultato potrebbe essere questo. Vi fate aiutare poi a fare anche un bel fiocco rosso. Ed ecco a voi un mazzo di fiori per la vostra mamma. Ciao bambini, un bacio da tutte le educatrici dell'asilo Nido.